La ricandidatura di Floriano Zambon a sindaco di Conegliano sembra vacillare. Intanto la presentazione ufficiale del candidato del centrodestra slitta alla prossima settimana. Lunedì arriverà in città il commissario regionale di Forza Italia, Adriano Paroli, per confermare, così sembra, che Claudio Toppan sarà il candidato sindaco, frutto dell'accordo tra Forza Italia e la Lega Nord, anche se il coordinatore provinciale sembra molto prudente. Abbiamo sempre ritenuto che Zambon sia una risorsa per Conegliano. Anche lui in questo momento sta facendo dei ragionamenti assieme a noi in maniera molto franca e sarà in conferenza stampa assieme a noi tra qualche giorno. I cittadini di Conegliano non avranno nessuna sorpresa particolare, saranno di fronte a un centrodestra unito, a un centrodestra che ha sempre governato in questi anni e che penso sia stato molto apprezzato. Floriano Zambon è fiducioso sull'intervento del commissario regionale del suo partito, anche se le voci in città danno la candidatura di Claudio Toppan per Forza Italia con l'appoggio della Lega e di Fratelli d'Italia. Il segretario leghista di Conegliano, Cristian Boscariol, ha definito infatti Zambon attaccato alla sedia. Chies offre la sua visione sulla questione. Noi amiamo Conegliano e riteniamo che la candidatura debba essere frutto di una scelta condivisa tra tutti. E stiamo facendo gli ultimi passi necessari, manca ancora un mese alla presentazione delle liste, penso proprio che a giorni faremo la conferenza stampa e tutti assieme, anche se le malelingue ci vorrebbero divisi tutti assieme, arriveremo a una sintesi che sarà fatta solo per il bene dei nostri cittadini.